Amici sportivi, il servizio di oggi è gentilmente offerto da Trivellato Spa, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz per le province di Vicenza, Padova e Rovigo. Un grazie anche a IFUP SRL con sede a Galliera Veneta, Padova, in via Po 1. E un grazie anche a Fuba Spa con sede a Montecchio Maggiore in via L'Europa 84. Vi lascio alle immagini del match. Fabio, un buon punto con il Portogruaro dopo che la partita si era messa male nel primo tempo con l'unico tiro in porta del Portogruaro. Ma avevamo visto in settimana che loro comunque quando hanno poche occasioni, ma quando riescono ad averle le sfruttano. Diciamo che oggi l'hanno sfruttato sicuramente al massimo e bravi loro. A me rimane un po' di amaro in bocca, perché ovviamente nel primo tempo non ci avrei aspettato ovviamente qualcosa in più, però dall'altra parte c'è una grandissima reazione del secondo tempo. Comunque partiamo anche dal dato positivo, sia con l'Adriese che con il Portogruaro, recuperata lo svantaggio che non è facile in Serie D, lo sappiamo, un po' di emergenza che avevamo con tra infortunati e appunto squalificati, un Montecchio però possiamo dire che non molla mai. Ma quello assolutamente, ma cioè, al di là che uno possa giocare bene o male, poi sinceramente oggi era anche difficile giocare in questo campo, perché vogliamo giocare ma si fa fatica, e quindi speriamo di trovare condizioni migliori, ma poi alla fine il campo c'è per tutti, no? Quindi non è un alibi. Ho ripreso una partita, insomma, che si era messa male, e quindi sotto questo aspetto grande carattere della squadra, e quindi di questo ne vado orgoglioso, sono veramente orgoglioso. Bene Fabio, testa domenica prossima, un'altra partita molto difficile al Mercante di Bassano, ogni partita fa storia a sé. Sì, abbiamo visto qua in Coppa Italia una squadra ostica che lotta su tutti i palloni, aggressiva, e quindi sarà sicuramente un'altra partita molto difficile, però io dico che oggi ho avuto anche risposte da ragazzi che magari in questo periodo non sono partiti, diciamo, tra i primi 11, però deve essere da esempio per tutti, no? Che quando c'è l'occasione, la possibilità, si entra e si sfrutta, quindi sono molto contento per chi oggi è entrato e ha dimostrato, per chi è entrato dall'inizio e ha dimostrato. Siamo qui con Alex Crestani, classe 2004, prodotto della cantera biancorossa. Alex, primo gol in Serie D quest'anno, riviviamolo assieme. È un calcio d'angolo il secondo tempo, abbiamo provato in settimana questo schema, palla sul secondo palo e è andata bene. Bene, complimenti. Il mister ha detto una cosa importante nella fine della sua intervista, che poi sentirai. Ha detto: oggi ho avuto risposte importanti anche da quei giocatori che magari finora non sono partiti titolari. Quanto è importante essere pronti nel momento in cui il mister chiama e dare tutto in campo? L'importante è sempre allenarsi bene durante la settimana e non badare a se si gioca titolare la domenica o no. L'importante è sempre andare forte e poi i risultati arrivano. Come dico io, passami la battuta Alex, io dico sempre: prima deve venire il noi e dopo l'io, quindi è importante per chi gioca poco o chi non gioca farsi trovare pronti in qualsiasi momento. Sempre, bisogna sempre farsi trovare pronti, che poi quando si entra in campo si vede la differenza. L'ultima battuta sei andato anche vicino alla doppietta, forse era troppo. Sì, ho provato a fare il secondo, solo che me l'ha parata e poi ha fischiato un fallo.